Di battuta è proprio sugli esiti di questo sciopero tra il ministro Brunetta e il segretario del Partito Democratico Bersani, che hanno partecipato oggi a Cernobbio sul lago di Como al forum organizzato dalla Confcommercio su come uscire dalla crisi. La crisi dei consumi non ha risparmiato neanche Milano e la Lombardia, che pure sono tra le aree più ricche del paese. Dal forum di Cernobbio gli imprenditori del commercio e del turismo tracciano un bilancio scoraggiato del 2009. Come albergatori che cosa avete fatto per cercare di catturare clienti? Di tutto, da abbassare i prezzi, a fare offerte, venire incontro anche a quelle che potevano essere le necessità logistiche. Anche la grande distribuzione ha cercato in ogni modo di arginare il calo. Siamo andati sicuramente incontro a tutta la clientela, arrivando a un peso delle promozioni che è il 30%, quindi il 30% di quello che noi vendiamo ormai è in promozione. Non è andata meglio nemmeno per l'abbigliamento. No, assolutamente no, il calo dei consumi dei mesi precedenti è stato talmente violento che certamente nei saldi non si è recuperato quello che si è perso, soprattutto non si è recuperato margine aziendale. Adesso il governo riparla di incentivi, per il momento limitati a ciclomotori e frigoriferi. Ma bastano? Gli incentivi in realtà dovrebbero essere su una parte più allargata di prodotti dei grandi elettrodomestici bianchi, non soltanto per quanto riguarda i frigoriferi. Secondo me sono fondamentali. Sostenere in modo più ampio gli acquisti delle famiglie, si dice qui a Cernobbio, potrebbe dare una spinta a quel modesto 0,6% di consumi in più che si prevede per il 2010.